Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Sono prossimi al via i partecipanti alla prima corsa, una prova per puledri di 2 anni non vincitori di 1000 euro in carriera. 10 al via dopo il ritiro dell'ultimo secondo di Eolo Jet numero 7. Si va in partenza l'1 Express Dark, 2 Elmar, 3 Epic Man, 4 Elche dei Greppi, 5 Vita Risaia TRGF, 6 Eva Big, seconda fila 8 Ettore Dalvio, 9 Epsom dei Greppi, 10 Esteban, 11 Elena Queen Nobel. Macchina che accelera, si ritrae Vita Risaia TRGF e si parte con Elche dei Greppi ed Eva Big molto veloce, Eva Big che prende subito la testa della corsa. In terza posizione c'è il numero 1 di Express Dark con invece il 2 di Elmar che rimane allo scoperto. Sbaglia il numero 1 di Express Dark. Numero 1 che Express finisce a Dark, tabellone, lascia la terza squalificato. posizione allo steccato ad Elmar. Primi 200 in 15. Eva Big ha preso la testa di buona lena e adesso viaggia con un paio di lunghezze nei confronti di Elche dei Greppi. Ad uguale intervallo c'è Elmar che precede Epic Man, mentre prova ad avanzare all'esterno e Vita Risaia TRGF. 37 per i primi 400 metri, con la figlia di Pasha all'est che guida il gruppo. Rallenta ora sulla curva di sinistra, favorendo ovviamente coloro che da dietro cercano di risalire. 47,3 per la frazione dei 600 metri iniziali. E davanti alle tribune Eva Big conduce in maniera ora blanda nei confronti di Elche dei Greppi, mentre muove in terza corsia Numero Ettore 9 Dalvio, Epsom dei Greppi, squalificato. che cerca di aggirare il gruppo in terza ruota, il mezzo miglio con una frazione in 32,4 di secondo parziale, 1,3 per la metà gara, e il chilometro che Eva Big completa in 1,18,8. Sempre Elche dei Greppi nella sua scia, il mare in terza posizione, poi Vita Risaia TRGF ed Esteban in terza ruota, non progredisce Ettore Dalvio, ancora lungo lo steccato Epic Man, quando siamo a 400 metri, sbaglia Elche dei Greppi che era seconda in corda, Numero Eva Big fa 4 15 per la retta di là, 1,33,8 i 1200, Eva Big in fuga da Elmar che trova ora la pedalata giusta e si riavvicina. In terza posizione Vita Risaia TRGF, Elmar che prova ad andare in caccia di Eva Big che ha 200 metri da gestire e 3 lunghezze, Elmar che prova a recuperare, Eva Big che è in vantaggio, Elmar che sceglie l'open stretch per andare più dritto possibile, Eva che però ha ancora 1,5 di margine, Eva Big che nel finale vince su Elmar che è secondo. Al terzo posto Esteban viene a prendere la terza moneta avanti ad Vita Risaia TRGF. 2,5 il totale per il successo in coast to coast di Eva Big. Gianni Targhetta che allena e guida per la scuderia Horses Our Passion, una figlia di Pasha Lest ed Edwige Black, autrice di buona prova di qualifica, conferma le attese, era favorita in apertura, non è stata seguita ma ha vinto in maniera facile andando in testa dal 6, corre bene al secondo posto Elmar, al terzo in prospettiva con buon finale Esteban, il successo del numero 6 Eva Big. Gianni Targhetta.